diciamo, la maniera di fare i bilanci nella stagione di Fontanini era che non vi era una prospettiva, diciamo così, sulle questioni del fare i bilanci, si viveva sull'emergenza. Parte proprio dalla discussione sulle manutenzioni mancate dall'amministrazione Fontanini il percorso a filo in diretta del consigliere comunale Matteo Mansi, prima di arrivare all'analisi delle motivazioni delle nuove deleghe impartite dal sindaco De Toni. Le deleghe vengono date, penso, anche per armonizzare le forze di maggioranza. Io ho usato il verbo armonizzare, qualcun altro dice per bilanciare i poteri, scegliete. Qualcun altro dice anche che fra un po' daranno la delega ai Pignarol. E guardi, diciamo, io capisco e diciamo, ognuno difende la sua casacca. Quindi se prima era a livello 2 della conoscenza e l'assessore era a livello 100, la Susanna cresce. Domani, se questi giovani ragazzi, perché la politica è anche investire sui giovani, se no ci sono babbagiunazzi come me, diciamo così. Quindi la politica è investire sui giovani, anche sulla Giulia. Mansi non si sottrae a un approfondimento delle dinamiche della maggioranza, perfino dicendo la sua su un'eventuale perfetta candidata come assessore. La dico in termini calcistici o in termini medici. Se ci sono giocatori fuori classe migliori che prendono il posto di quelli che sono normali. Noi abbiamo una figura in maggioranza che può esprimere quest'essere un fuoriclasse? Sì. Io dico che la Anna Paola Paratoner, l'ho detto qui, debba assurgere al ruolo di assessore. Quale? Gasparini? Gasparini. Meloni. Rositofano, ma possiamo andare anche dall'altra parte di De Toni. Anna Paola Paratoner ha energia, qualità e capacità da essere una sorta di mediano trasversale.